Buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Vediamo una notizia dell'ultima ora appena pubblicata dal Giornale di Vicenza. Un giallo a Cavazzale, siamo a Monticello Conte 8, trovato il cadavere in un appartamento. È un probabile omicidio. Stiamo raggiungendo la zona con una nostra inviata. Vi faremo sapere al più presto di cosa si tratta. Intanto continua la strage di anziani vittime di incidenti stradali. Siamo già a 5 vittime. Andiamo in diretta a Padova da Marta Zatta con Federico Cibotto. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, dal Padova, anche dalla provincia di Padova, arriva un vero e proprio bollettino di guerra, perché sono appunto salite a 5 le vittime di incidenti stradali. Stiamo parlando di anziani, di persone fragili. L'ultima è Laura Rude, un 83enne che era stata investita ben 11 giorni fa, il 19 marzo, proprio su queste strisce pedonali che vedete alle mie spalle. Stava rientrando a casa dopo essere andata a fare la spesa. Laura Rude, una donna tra l'altro molto conosciuta in città perché è stata una dottoressa e aveva anche collaborato come volontaria per molti anni con le cucine popolari di Padova. Dicevo appunto è morta dopo 11 giorni di agonia in ospedale. Troppo appunto troppo violento l'impatto e troppo gravi le ferite che aveva riportato. Ma appunto dicevamo che quello che arriva da Padova è un vero bollettino di guerra, perché sono appunto 5 gli anziani vittime di incidenti stradali dall'inizio dell'anno. Il 16 febbraio Ermenegildo Favaro, un 70enne di Piazzola sul Brenta, era stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta a Curtarolo lungo la Valsugane. Poi ancora il 27 febbraio Antonio Piazza, un 84enne di San Giorgio in Bosco, quindi rimaniamo ancora nell'Alta Padovana, era stato investito da un camion a Cintadella mentre anche lui attraversava la strada in sella alla sua bicicletta. E ancora il 31 marzo Luigi Rosso, un 80enne, anche in questo caso investito mentre era in bici a San Giorgio in Bosco. E nello stesso giorno della morte, dell'investimento di Laura Rude, era stata investita anche Anna Polese, una 89enne travolta. 31 marzo, stesso giorno dell'investimento di Luigi Rosso, era stata investita anche Anna Polese, un 89enne travolta da una moto mentre era in bici a Campodoro. Quindi insomma veramente un bollettino che fa preoccupare. Si tratta appunto di anziani, di persone fragili che magari non hanno tante volte i riflessi pronti, e quindi insomma bisogna prestare la massima attenzione insomma anche a queste persone mentre si viaggia in moto, in auto. Ma ora vi lasciamo al servizio, alla ricostruzione di quel terribile incidente del 19 marzo e poi la linea per tornare allo studio. Laura Rude è morta dopo 11 giorni, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali il 19 marzo in via Trieste a Padova. L'83enne, ex medico di malattie infettive e volontaria nelle cucine popolari, si è spenta in ospedale, lo stesso nosocomio in cui aveva lavorato per anni. Quella mattina stava rientrando a casa con la spesa quando è stata colpita da un'auto guidata da un uomo di 84 anni. Un impatto violento sotto gli occhi dei passanti che hanno subito dato l'allarme. L'automobilista, che ora è indagato, si è fermato a prestare soccorso. Trasportata d'urgenza in ospedale, la donna è apparsa subito in condizioni gravissime, fratture e traumi che l'hanno costretta in terapia intensiva e in coma farmacologico. Ha lottato per 11 giorni, fino a lunedì, quando il suo cuore ha smesso di battere. Ora la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale colposo, disposta l'autopsia, mentre la polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, anche attraverso le telecamere della zona. E la tragedia di Campodoro, dove un'anziana è stata travolta e uccisa da una moto mentre stava attraversando la strada, si chiamava Anna Polese, il dolore dei familiari e di un'intera comunità. Lei ci teneva a relazionarsi con le persone, salutava chi passava e quando qualcuno voleva parlare lei con pazienza si fermava, dava tempo, dava sorrisi e quindi è amata e ben voluta da molti.
Stava attraversando la strada per rientrare a casa, dove l'aspettava una parente, perché era sempre circondata dagli affetti e a loro dedicava tempo e sorrisi. Anna Polese, l'89enne, travolta e uccisa da una moto a Campodoro martedì sera. Il dolore di Rosa Maria, una delle figlie dell'anziana, che ricorda il grande amore per la famiglia che caratterizzava la madre. Era sempre attiva, presente, attenta, intelligente, leggeva volentieri. E mamma di 5 figli con 14 nipoti e anche dei pronipoti. Aveva sempre qualcuno da invitare a casa e si faceva raccontare da tutti, e quindi lei era veramente nel mondo, sapeva tante cose di tutti e del mondo. La tragedia nel tardo pomeriggio verso le 18:30. Anna Polese, fatti pochi passi lungo la pista ciclabile, era in attesa di attraversare la strada quando all'improvviso è stata urtata con violenza da un motociclista in sella ad una potente Yamaha. Inutili soccorsi arrivati in elicottero da Padova. Per l'89enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Mestrino per i rilievi. Il conducente della moto, un 42enne di Grisignano di Zocco, ferito in modo lieve, è stato portato in ospedale a Cittadella. L'uomo è indagato per omicidio stradale colposo, un atto dovuto per consentire alla procura di eseguire tutti gli accertamenti e nominare consulenti di parte. Anna Polese era sempre sorridente, amava festeggiare le ricorrenze. Nella foto del suo ultimo compleanno a febbraio era raggiante con i figli e i nipoti, gentilezza ricordata anche dai vicini di casa. Una signora molto simpatica, soprattutto, anche perché passava quasi tutti i giorni qui a piedi e andava a trovare la figlia qua che abita proprio in paese. L'avevo vista giusta nel pomeriggio in auto che stava andando verso casa. Cioè è una cosa veramente inaspettata. Guardi, ha ancora un magone. Sempre stata una brava signora, purtroppo. L'incidente è avvenuto in via Municipio, nella frazione di Bevadoro di Campodoro, una strada dove spesso auto e moto corrono ad alta velocità. Qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Purtroppo la vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni. È una strage di passanti e di ciclisti. Stava pedalando in sella alla sua bicicletta Claudio Tiziani, ex presidente del Lions Club di Bassano, che è stato investito da un mezzo della raccolta dei rifiuti a Castelfranco Veneto. Si è spento dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello il 70enne Claudio Tiziani, originario di Cittadella ma bassanese d'adozione, ex presidente del Lions Club di Bassano del Grappa e molto conosciuto in città. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lunedì mattina a Castelfranco Veneto. Secondo una prima ricostruzione, Tiziani era in sella alla sua bicicletta di ritorno verso casa e stava percorrendo via Camavitto quando un mezzo compattatore per la raccolta rifiuti di Contarina, guidato da un 54enne, avrebbe svoltato da via Bella Venezia, centrandolo in pieno. Il ciclista è finito a terra e il mezzo gli è passato sopra. Intervenuti nell'immediato il SUEM 118 e l'eliambulanza da Treviso. Le sue ferite sono apparse subito gravissime, anche se inizialmente era cosciente. Trasportato prima all'ospedale di Castelfranco, è stato poi trasferito al Cafoncello di Treviso perché le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta e, come atto dovuto, ha indagato l'autista del mezzo per omicidio stradale. Il PM incaricherà un consulente per accertare la dinamica della tragedia. Non è escluso che venga eseguita anche l'autopsia sul povero Tiziani. Contarina ha espresso il suo più profondo cordoglio per il decesso. Servizio di Nancy Galdi. Vediamo adesso un altro intervento, in questo caso dei Vigili del Fuoco di Rovigo, nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6:40, per un incidente stradale avvenuto sulla rotatoria dell'ingresso sud della città, in località Borsea. La squadra è intervenuta lungo la strada statale 16 a seguito di un sinistro che ha coinvolto una vettura. Il conducente del veicolo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata, operazioni che hanno comportato la temporanea chiusura dello svincolo per Borsea. La viabilità ha subito rallentamenti e disagi soprattutto nelle prime ore del mattino.
ed è stato identificato grazie alle telecamere comunali di videosorveglianza l'automobilista che tra sabato e domenica si è schiantato contro una rotonda a Gaiarine abbattendo un palo stradale per poi allontanarsi. In questo fotogramma di una delle telecamere di videosorveglianza di Gaiarine si vede un'auto transitare pochi istanti prima di schiantarsi contro la rotonda di Via Vizza, abbattendo questo palo della segnaletica stradale, senza poi fermarsi. L'incidente nella notte tra sabato e domenica. Quello che mi ha sconvolto veramente è che poi hanno preso l'auto, hanno spostato l'auto di diverse centinaia di metri, anzi direi anche un chilometro, e capendo che non lo potevano fare hanno chiamato il soccorso stradale dando una targa, fornendo una targa diversa di un'auto che non era quella accidentata. Dopo aver atteso invano qualche giorno che il responsabile si facesse vivo, nelle ultime ore la polizia locale ha deciso di visionare le telecamere che hanno permesso di ricostruire l'accaduto dando un volto e un nome all'automobilista. Si tratta di un 40enne straniero residente nel Pordenonese che ora, oltre al risarcimento dei danni causati alla rotonda, dovrà rispondere delle violazioni al codice della strada. Fondamentali in questa occasione, come in altre, il sistema di videosorveglianza comunale. Qualche giorno fa c'è stato anche un abbandono di rifiuti importante trovato poi con la videosorveglianza. Un doppio risultato, evidenzia Zanchetta, che rafforza il ruolo sempre più centrale della tecnologia nel controllo del territorio. Ci tengo a sottolineare l'importanza e la contentezza anche poi di aver investito sulla videosorveglianza in questi anni. Oggi abbiamo 39 telecamere e servono. Certo, tutti vorrebbero la telecamera fuori dalla porta di casa, ahimè questo non è possibile. Torniamo all'omicidio appena scoperto a Cavazzale. È un giallo, trovato questo cadavere in un appartamento, è un probabile omicidio. Ci sarebbe stata una sparatoria secondo le prime frammentarie informazioni e oltre alla vittima ci sarebbe anche un ferito. Ancora non sono chiari i contorni di questa vicenda, stiamo raggiungendo il posto con una nostra troupe, vi daremo particolari più avanti nel corso di questa edizione. Gli incidenti sul lavoro, purtroppo anche qui non c'è tregua, un mortale che è costato la vita a Egidio Bergamo, allevatore 41enne di Romano Dezzelino, molto conosciuto nel Bassanese, è accaduto sul Monte Grappa. Vanessa Banzato. È proprio qui che ieri sera è morto Egidio Bergamo, 41enne, residente a Romano Dezzelino. Ci troviamo in Col Campeggia, sul massiccio del Grappa. Bergamo era venuto ieri sera per lavorare le terre che gestisce di solito. Stava usando questa macchina per spargere il letame, per concimare il terreno, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse qualche ingranaggio si è inceppato, l'uomo ha cercato di sbloccarlo e adesso è al vaglio dei vigili del fuoco che sono intervenuti dalla dinamica di questa tragedia. Il dramma sarebbe avvenuto in serata e il ritrovamento di quello che restava del corpo di Bergamo sarebbe avvenuto parecchie ore più tardi. A dare l'allarme attorno alla 00:30 è stata la madre di Bergamo. Non vedendo rincasare il figlio sono stati allertati i vigili del fuoco, è stato allertato il SUEM 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati davanti una scena tremenda. È l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Bergamo era molto conosciuto non solo a Romano, dove viveva e dove ricopriva la carica di referente degli agricoltori. Purtroppo sappiamo che è un territorio, quello dell'agricoltura, in cui ci sono tanti lavori fatti individualmente, laddove l'intervento dell'uomo è fondamentale perché funzionano le macchine. Diventa anche un'ennesima dimostrazione che l'agricoltura va resa più sicura, ma in questo momento evidentemente si parla di una persona che non c'è più, di conseguenza ci stringiamo tutti, anche la comunità di Romano, alla famiglia. Una figura che avevamo incrociato in più occasioni anche noi di Rete Veneta, con le tante interviste rilasciate al nostro microfono per trattare la questione delle predazioni dei lupi, per parlare di malghe alpeggio, di allevamenti, campagne e montagna. Grande lavoratore, si era sempre battuto per tutelare il suo settore, critico, provocatorio, propositivo e soprattutto un grande ottimista. Quest'anno invece di portarle in montagna le porteremo a Jesolo, perché almeno lì porteremo le nostre vacche
al sicuro al pascolo. Le macchine sono in sosta, prima di partire noi ci abbiamo rifucilati, adesso siamo pronti per scendere a valle. Gli ultimi 400 metri ce l'abbiamo fatta. San Nazario Valbrenta ancora sconvolta per il suicidio di un notissimo ristoratore. Il sindaco Ferrazzoli dice che si tratta di una sconfitta per tutti. Oggi il silenzio che sta imperando nel cuore di San Nazario è fortissimo. Sì, è fortissimo perché ovviamente Gino era una figura di riferimento del luogo e quindi ovviamente quando accadono situazioni come queste ovviamente è una sconfitta per tutti. Ogni singolo residente di San Nazario di Valbrenta è stato toccato dalla tragedia avvenuta martedì mattina quando Gino Secco, il gestore 79enne della trattoria nel cuore del paese, si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile al volto mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per sfrattare lui e la sua famiglia dal locale e dall'abitazione che occupavano. Una vicenda sconvolgente, dice il sindaco Ferrazzoli. È un trauma che ovviamente non sarà facile cancellare perché ovviamente ha una dinamica importante che ha coinvolto in primis i parenti e poi ovviamente tutta la comunità. Non c'è un lutto, solamente un lutto in sé, ma le modalità in cui è avvenuto ovviamente la tragicità amplifica l'accaduto. Non si tratta di dare la caccia a dei responsabili, però come abbiamo avuto modo di dire, se si arriva a questa situazione da ciò usciamo tutti sconfitti e quindi è importante individuare dei percorsi che consentano anche di recuperare, di cicatrizzare alcune ferite ed è farlo nel modo giusto. Nelle nostre comunità ovviamente locali come questi fanno parte dell'identità di un luogo, non sono quattro muri con delle sedie, sono la storia di un paese, i racconti, gli episodi che poi riassumono, sintetizzano la memoria collettiva di una comunità. Il funerale di Gino Secco con ogni probabilità si svolgerà mercoledì prossimo, 8 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Nazario. Ultiamo pagina, andiamo a Venezia dove da domani ripartirà il contributo d'accesso, ci sono già oltre 40.000 prenotazioni. In diretta Ilaria Marchiori con il nostro operatore Sandro Ponchio. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui all'ingresso della stazione di Santa Lucia a Venezia, proprio così. Domani riparte il contributo d'accesso, sarà così per 60 giorni, dunque fino al 26 luglio, sempre con orario 8:30, 16 con criteri quasi identici a quelli del 2025. Sono cambiati in realtà i metodi per ottenere l'esenzione, fondamentalmente dovranno pagare i visitatori non veneti che non alloggiano nel comune di Venezia e non hanno amici o parenti in città, e chi prenota nel portale con 3 giorni d'anticipo paga 5 euro, altrimenti 10 euro. Qui insieme a noi c'è il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, che accoglie sempre favorevolmente l'entrata in vigore del contributo d'accesso, perché dice in realtà dà un respiro alla città. Sì, sicuramente è una misura che noi abbiamo sempre sostenuto e abbiamo contribuito alla realizzazione, perché è una misura che va a premiare quello che è il turismo pernottante, cioè quello che sta in città più tempo e quello che dà di più alla città, e va non a penalizzare ma a mettere la città in condizione di poter essere organizzata per poter accogliere anche quelli che sono gli ospiti che vengono giornalieri. I giornalieri sono più del 70% degli ospiti complessivi che ci sono in città in questo momento presenti, quindi sono persone che di solito lasciano molto poco la città e sono un costo, perché pensiamo solo alla pulizia che viene fatta continuamente in città, che onere va a comportare. Quindi dare un contributo serve a rendere migliore la città, permette a organizzare la città per dare i servizi a tutte queste persone, perché sapere di avere
100.000 persone in più o in meno fa molto la differenza in termini di polizia, di pulizie, di servizi sanitari, di tutti quelli che sono le esigenze per poi rendere anche vivibile per i nostri concittadini. È una misura che è corretta dal nostro punto di vista, non è la soluzione di tutti i problemi, perché come si è sempre detto è una sperimentazione, sta andando implementata, secondo noi dovrebbe essere attuata tutti i giorni per poter dare una programmazione vera della città, però è giusto che venga fatta con i tempi corretti. Ecco, direttore, ha detto doveva essere attuata tutti i giorni, ma è estesa anche ai veneti perché lo sappiamo, in questi giorni ci sono state diverse polemiche proprio per la possibilità di estenderla in questo caso, ovviamente a partire dall'anno prossimo. Lei cosa ne pensa? I veneti sono le persone principalmente presenti in maggioranza, specie nei weekend e nei periodi festivi. Quindi è giusto che la città sia accessibile perché Venezia è la capitale del Veneto e il centro storico è dove ci sono praticamente tutti gli uffici della regione, ci sono i tribunali, ci sono tutti quelli che sono i servizi che è giusto che accedano tutti i residenti nella regione Veneto, che contribuiscono anche al mantenimento di Venezia. Però va anche detto che ci sono dei giorni della settimana e alcuni giorni dell'anno che gli uffici non è che siano proprio aperti, ad esempio il sabato e la domenica, adesso la Pasqua, quindi vuol dire che per chi sta più distante sta a 100-120 km. Il fatto di poter magari venire durante la settimana è possibile, non venire magari nei giorni dove c'è maggior flusso, dove ci si gode anche meno la città, perché la città è bella anche quando dà un pochino di più spazio, forse è fattibile anche per i veneti un piccolo sacrificio, oppure venire dal lunedì al venerdì. E sentiamo invece che cosa ne pensa il sindaco Brugnaro in questo servizio. Estensione del ticket d'accesso ai veneti. Il candidato sindaco di Venezia per il centrodestra Simone Venturini non la esclude, con l'idea di aumentare la tariffa massima oltre 10 euro per ridurre il turismo giornaliero da un lato e dall'altro raccogliere maggiori risorse per ottimizzare i servizi ai residenti, con un focus su trasporti e rifiuti, idea sulla quale torna il sindaco uscente Luigi Brugnaro, boccia la proposta di far pagare l'ingresso in città ai veneti. I veneti secondo me non devono pagare, devono prenotarsi e poi ci devono essere delle regole più stringenti. E va oltre, rilancia l'idea dell'ingresso in città superando previa registrazione dei varchi quali tornelli. Un domani se fare i tornelli perché con la schedina tu passi, fa bip, si avversa, vai avanti e indietro quanto vuoi. Secondo me in futuro i veneti è l'unica cosa che dovranno fare, prenotarsi in quelle giornate. Penso che sia il minimo della pena. Io sono di Mogliano, ok? Non sono veneziano, per cui non avrò. Se i veneti pagano camì. Okay. Non credo sia il caso che paghino, non mi sembra un bel segnale. Secondo me i veneziani, i veneti e tutti quelli che hanno diritto entrano gratis, quanto vogliono e dove vogliono. Poi come sarà, come si evolverà nel tempo, si vedrà. C'è chi parla di un biglietto unico, chi vuole togliere del tutto perché dice non serve a niente, ma non è vero che non serve a niente, perché abbiamo dimostrato al mondo intero la delicatezza di Venezia. E che dire della proposta di una carta dei servizi cui costo comprenda anche, non soltanto, l'ingresso ai musei, già avanzata dall'avvocato mestrino Alessio Vianello dell'Associazione Futuri di Venezia. Ma non va bene a 35 euro, deve essere molto più alta, perché solo il museo costa 35 euro. Era Vianello quello però? Vianello, bravo, era Vianello quello, non so, viene scritto Vianello qua, scritto Brugnaro. Infine torna a spiegare perché venerdì prossimo tornerà il contributo d'accesso in città. Abbiamo anche fatto cassa con qualche milione, fatalità, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di far capire al mondo intero che la città è delicata. Veneti e veneziani che anche quest'anno saranno esentati dal pagamento di questo ticket, ribadisce infine. I veneti non pagano niente. I veneti non pagano niente. E sentiamo invece che cosa ne pensa il candidato sindaco di centrosinistra Andrea Martella, che si rivolge nello specifico alla regione. Lo sentiamo nel prossimo servizio. Io ringrazio nel frattempo il direttore Minotto per essere stato qui con noi e da Venezia restituisco la linea allo studio.
Vogliono estenderlo, vogliono aumentarlo e mi piacerebbe sapere davvero cosa ne pensa la Lega, cosa ne pensa Zaia rispetto ad una proposta che loro hanno voluto non fosse applicata ai veneti. Non piace la proposta di estendere il contributo d'accesso anche ai veneti, anzi accende ancora di più lo scontro tra chi il ticket l'ha prima ideato e poi applicato. Si continua a fare sperimentazioni senza avere un'idea reale di come si possa affrontare il tema dell'overtourism a Venezia. Io penso che il ticket d'accesso così non risolva il problema, fa fare cassa ma non diminuisce il numero dei turisti. Serve, secondo il candidato sindaco, un modo nuovo di gestire il turismo partendo dall'organizzazione della città. Il turismo è una grande forza per Venezia ma non può svuotarla ed è per questo che non si risolve il problema con un ticket ma si risolve programmando meglio i flussi turistici, si risolve diversificando le politiche turistiche, aumentando la stagionalità, proteggendo quelli che sono i luoghi più fragili ed è quello che noi faremo. Ho l'impressione che nel centrodestra ci sia confusione tra le forze politiche e ci sia di fatto una certa incoerenza che non va a vantaggio della città e del suo futuro. Intervista di Edi Caliman. Adesso andiamo a Bassano del Grappa dove abbiamo una città in subbuglio con telefonate al sindaco Nicola Finco perché ieri abbiamo dato una notizia in esclusiva e cioè 25 milioni destinati al nuovo teatro. Però c'è un però, vero Ferdinando Garavello? C'è un però grande come un teatro, direttore, buongiorno e buongiorno anche ai nostri telespettatori. L'abbiamo fatta grossa quest'anno, abbiamo fatto il tradizionale pesce d'aprile, ormai tutti lo aspettano, però in tanti, passateci il termine, ci cascano ogni anno, perché quest'anno abbiamo detto che sono in arrivo 25 milioni di euro dall'Europa per un teatro totalmente green che sorgerà, dicevamo nel servizio, alle nostre spalle qui all'interno del parco ragazzi del 99, siamo nel cuore verde di Bassano del Grappa, un'idea che sembra essere piaciuta all'Europa, un'idea soprattutto che è piaciuta alla gente, perché da ieri sera che il telefono del sindaco e anche i nostri telefoni e il nostro WhatsApp è letteralmente sommerso di commenti, proposte, gente che dice bella idea, finalmente una bella idea sul teatro, però se dite noi manderemo il servizio per far capire qual è la situazione, lo vediamo assieme. Dopo tantissimi anni abbiamo avuto la fortuna di ottenere questo importante finanziamento di oltre 20 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea che ci consentirà di realizzare questa nuova importante infrastruttura culturale. Nell'uovo di Pasqua Bassano del Grappa trova una sorpresa attesa da tantissimo tempo, un teatro cittadino nuovo di zecca. Come dite, questo? No, non è questo. Ecco, questo è il posto giusto. Venite, venite, vi facciamo vedere. Ed ecco dove sorgerà il nuovo teatro, il centro culturale di Bassano del Grappa, qui nel cuore del parco ragazzi del 99, un progetto avveniristico che è stato in grado di intercettare un bando europeo da 25 milioni di euro. L'Europa vuole la transizione ecologica, vuole il green e appunto più verde di così Bassano non poteva proporre, per un'idea davvero straordinaria di cui abbiamo già i primi rendering. Queste sono le prime immagini inedite e straordinarie di quello che sarà il teatro cittadino. Una struttura letteralmente immersa nel verde, in grado di trasformarsi da teatro a centro culturale in pochi istanti. Legno e pietra richiamano il contesto, ma allo stesso tempo i boschi del Grappa e le rocce delle montagne che dominano la conca di Bassano. Un teatro da oltre 1000 posti che manda in archivio tutte le ipotesi fatte fin qui, dall'Astra alle piazze passando per il centro giovanile e l'ormai scomparso Genius Center. Un super teatro con un parcheggio già pronto e con i soldi già stanziati dall'Europa. Fra i più soddisfatti dell'operazione c'è il sindaco Nicola Finco. A Bassano del Grappa è uno dei luoghi più particolari, più belli, ma anche è un luogo immerso nel verde, quindi sicuramente una struttura del genere troverà il luogo ideale e speriamo di vederla concretizzata nel giro di poco. I tempi sono piuttosto stretti, i finanziamenti europei sono già disponibili e il progetto è ormai allo stato avanzato. Il faldone approderà a breve in giunta e poi in consiglio comunale per l'approvazione, quindi sarà presentato alla città.
e poi finalmente Bassano avrà il teatro che si merita. Questo era il servizio che abbiamo mandato in onda. Innanzitutto un piccolo ringraziamento va al sindaco Nicola Finco, che si è prestato. Dobbiamo dire che ogni anno troviamo una sponda piuttosto favorevole negli amministratori del territorio, perché tutti sanno che non è una burla, non è mai fine a se stesso quello che facciamo il 1° aprile, è una provocazione molto spesso per la città, per tutto il territorio, perché effettivamente Bassano del Grappa ha un problema con il teatro. Non c'è un teatro degno di questo nome in città, ed è un territorio che poi è anche quello del Tribunale della Pedemontana. La Pedemontana va dal Trevigiano al Vicentino fino all'Alta Padovana, insomma è tutta un'area che non ha un teatro degno di questo nome. Si parla da anni di recuperare l'Astra che è alle nostre spalle, non riusciamo a farvelo vedere perché la luce non lo consente in questo momento. Si è parlato di tutte le ipotesi che abbiamo dato nel servizio, però alla fine Bassano non ha un teatro, ha piccole sale, e il fatto qual è? Che forse l'idea potrebbe anche diventare realtà con un po' di impegno. Lo scoglio grande adesso è quello dei soldi, però l'idea piace, i progetti più o meno ci sono, noi li mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale, di chiunque vorrà vederli. Il luogo assolutamente c'è, perché ricordiamo che qui dietro fanno concerti da migliaia di spettatori, quindi andiamo avanti con questa collaborazione con la città, con il territorio. Se poi ci scappa anche un sorriso il 1° aprile, ben venga. Grazie Ferdinando Garavello, davvero un pesce d'aprile di tutto rispetto, di altissima qualità, e ci sono cascati tutti, perché era proprio tutto quello che abbiamo detto era molto, molto attendibile e molto realistico. Allora vediamo, adesso voltiamo nuovamente pagina, torniamo alla cronaca, alle baby gang che imperversano sul nostro territorio in tutte le province. C'è la questione del disagio giovanile. Sono temi che affrontano quotidianamente i sindaci della nostra regione, e anche il messaggio del Vescovo Brugnotto a Vicenza si rivolge ad un fenomeno che preoccupa tutta la nostra comunità. È un messaggio quello che ha preparato il Vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, per la Pasqua, che non trascura i temi di stretta attualità, le riflessioni sul limite umano, e si rivolge in modo particolare ai giovani, alle loro fragilità, ai disagi giovanili che talvolta sfociano in violenza, di cui spesso parliamo anche alla luce dei recenti episodi di cronaca e di violenza che hanno riguardato la provincia di Vicenza, in modo particolare l'Alto Vicentino di recente. Da qui l'invito del Vescovo a reagire con l'esempio, a farci carico di questo disagio offrendo testimonianze, e la citazione di Monsignor Brugnotto è rivolta all'esempio di Sammy Basso. E certamente in questo momento dove tocchiamo con mano il disagio di tanti adolescenti e giovani, da un lato Sammy Basso resta un po' un riferimento, appunto perché ha fatto della condizione di limite una possibilità di vita per sé e anche per gli altri in modo speciale. E direi anche che di fronte a tutte queste situazioni di violenza che sono in capo ad alcuni anche giovanissimi o ragazzi addirittura, noi dobbiamo in qualche modo reagire attraverso un processo educativo che offra esattamente il contrario di ciò che la violenza impone nei confronti degli altri, e il contrario è la gentilezza, il farci carico delle ferite degli altri, in modo particolare di questi ragazzi, perché a volte nella diffusa più percezione generale sembra che si debba solo reprimere. Io credo che certamente c'è uno spazio che va anche in questa direzione, ma non deve essere la regola fondamentale. Con le nuove generazioni abbiamo bisogno di offrire piuttosto delle testimonianze credibili, e non è che il mondo
in senso ampio ce ne offra tantissime, piuttosto vanno ritrovate in quelle relazioni più vicine, perché spesso ci sono genitori che offrono la propria vita e affrontano anche tante difficoltà per far crescere i propri figli, e queste testimonianze credibili sono la vera opportunità anche per i nostri ragazzi, i nostri giovani. E i bulli sono in azione in tutte le province, in particolare di recente nella Marca trevigiana. Nel primo caso 3 minorenni accusati di rapina su un coetaneo a Conegliano, e poi anche a Trevignano, all'oratorio, 3 quattordicenni che hanno picchiato un tredicenne. Sentiamo. Questi giovani avevano messo insieme una serie di vessazioni nei confronti del ragazzo, tanto da ingenerargli insomma anche uno stato di ansia che perdurava e perdura tuttora. Le angherie fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi, almeno dallo scorso autunno, un incubo a occhi aperti per un tredicenne vessato da 3 ragazzi poco più grandi, 3 quattordicenni italiani di seconda generazione. Sullo sfondo l'oratorio di via Monsignor Floriano a Trevignano, anche qui si sarebbe consumata parte delle violenze. Sicuramente l'ultima aggressione avvenuta una decina di giorni fa, con il ragazzino preso a botte, 5 giorni di prognosi rimediati. I carabinieri, una volta raccolta la denuncia e dopo una delicatissima indagine, hanno capito che non si trattava di un singolo episodio. Oltre al reato di lesioni personali, per 2 dei 3 quattordicenni è scattata la denuncia per stalking, che raramente viene contestata a soggetti così giovani. È una delle prime volte che capita nella Marca trevigiana. Quello che rileva da un punto di vista del reato è lo stato d'ansia che viene generato appunto da una serie di situazioni che portano a cambiare lo stile di vita della parte della vittima in questo caso, e riteniamo, da quello che abbiamo assunto, di quello che abbiamo raccolto, che ci possa essere questo tipo di contestazione. Sarà la Procura dei minori ora, accanto ai militari, a fare piena luce su dinamiche e motivazioni. Stesso obiettivo per i fatti accaduti a Conegliano, dove anche in questo caso a entrare in azione è stata una banda composta da 3 minori, 2 sedicenni e un 17enne, quest'ultimo già con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. 15 anni soltanto la vittima, aggredito e rapinato fuori dall'istituto Galileo Galilei, per lui 7 giorni di prognosi. Prima hanno tentato di sottrargli il giubbotto, poi gli hanno rubato il portafogli a suon di botte, calci e pugni. Nella circostanza, per fortuna, un passante ha notato quello che stava accadendo, e l'intervento della pattuglia dei carabinieri di Conegliano ha messo in fuga i giovani, che poi sono stati tuttavia rintracciati e denunciati in stato di libertà per tentata rapina. Ricorderete l'omicidio di via Castelmenardo a Treviso, l'assassinio di Francesco Favaretto, per 4 minori accusati di concorso in omicidio e rapina ai danni della vittima. È stato deciso di metterli alla prova. Si parla di impiegarli nei servizi sociali. Sentiamo. Il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso la messa alla prova nella misura massima prevista, ovvero 3 anni, per i 4 minorenni accusati di omicidio e rapina in concorso ai danni di Francesco Favaretto, il 22enne ucciso il 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo. Non potranno però tornare a casa, ma rimarranno nelle comunità che li ospita. Stralciata la posizione di un quinto minorenne difeso dall'avvocato Guido Galletti, la sua posizione verrà valutata in un altro procedimento, mentre un sesto ragazzino difeso dall'avvocato Fabio Crea è stato condannato a 8 anni con rito abbreviato. Per quanto riguarda i 4 giovanissimi che potranno beneficiare della messa alla prova, 2 ragazze e 2 ragazzi difesi dagli avvocati Fabrizio Santoro e Katia Salvalaggio dovranno accedere ad un programma che preveda un servizio di volontariato presso associazioni con persone fragili e proseguire in maniera positiva i percorsi scolastici e formativi professionali. Non solo, ma dovranno partecipare ad un progetto psicologico e sociale per analizzare le dinamiche relazionali del gruppo e le responsabilità individuali. I minori in questo periodo avrebbero dimostrato di aver capito il disvalore delle loro azioni. Allo stesso tempo sarebbe stato evidenziato come nessuno di loro
loro fosse ritenuto il responsabile diretto della morte di Favaretto. Il percorso, con una chiara finalità rieducativa, sarà seguito dagli operatori e dal Tribunale con una prima verifica fissata per il mese di luglio. Solo qualche giorno fa in tribunale a Treviso presso la Corte d'Assise si è svolta un'altra udienza sempre per l'omicidio di Francesco Favaretto. Imputati ed accusati di omicidio volontario e rapina 3 ragazzi maggiorenni, 2 ventunenni ed un ventenne. Un delitto feroce che era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Servizio di Daniela Sizzia. E la zona rossa a Treviso, dove c'è stato questo omicidio, doveva scadere subito dopo Pasqua, ma è stata riconfermata per altri 2 mesi perché a partire dal sindaco si è valutato che è stato opportuno e che i risultati sono stati soddisfacenti. Il prefetto ha deciso di prorogare di altri 60 giorni la scadenza della zona rossa e quindi si continuerà con lo stesso perimetro della zona attuale e con lo stesso andamento di controlli. E quindi senza soluzione di continuità fino ai primi di giugno, in modo da coprire, come recita anche la nota della prefettura, ponti e festività, escludendo ulteriori allargamenti ad altre zone del capoluogo. Restano zone rosse il quadrante di Via Roma, a ridosso della stazione, e quello altrettanto caldo di Piazza Borsa. Così ha deciso il prefetto Angelo Sidoti al termine del vertice convocato con forze dell'ordine, Polizia Municipale e sindaco. I cittadini manifestano soddisfazione e si sentono un po' più sicuri, quindi la percezione di sicurezza è certamente molto migliorata. Poi sono stati anche allontanati una quindicina di soggetti che quindi è stato dato un segnale forte. Di certo ha avuto un suo peso specifico l'ultima rissa, quella di sabato sera in via Zorzetto, con diverse denunce e 2 soggetti allontanati. Proprio l'allontanamento è uno degli strumenti d'elezione della zona rossa, con tutti i pro e i contro del caso. Talvolta non sono efficaci perché si allontana una persona, si sposta e poi questa ritorna. Noi lavoriamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, poi attraverso le forze politiche, attraverso anche la presenza del ministro qui in città dobbiamo lavorare perché coloro che compiono i reati finiscano in galera e non ce li ritroviamo in giro per le strade a compiere ulteriori reati. Però questo è un ragionamento diverso che passa attraverso una vera riforma della giustizia e quindi in questo momento però ci accontentiamo di questi strumenti che sono strumenti importanti per le forze dell'ordine. Dunque Conte spera ancora nel guardasigilli e più in generale nell'azione di governo, ma non c'è soltanto la zona rossa a Treviso, presente al vertice in prefettura anche il presidente della provincia. Per quanto riguarda la Pasqua ci saranno dei controlli in più di routine, però nulla di cui preoccuparsi. Massima attenzione e continua il lavoro delle forze dell'ordine. Servizio di Christian Arboit, intanto si tenta di correre ai ripari anche sul versante dei social che sono considerati una delle cause di questo aumento esponenziale della violenza giovanile, tant'è vero che lo stesso Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha chiesto di varare una legge che impedisca l'uso dei social ai minori di 14 anni, come è già stato deciso peraltro in altri paesi come l'Australia, la Francia, la Nuova Zelanda. Vediamo cosa dice un esperto di disagio giovanile, Lino Cavedon. Dall'adescamento online alla violenza tra giovanissimi, 2 facce dello stesso disagio. Nel primo, una undicenne finisce nella rete di un adulto che si finge coetaneo per conquistare la sua fiducia, fino a ottenere immagini intime. Il 36enne vicentino è stato arrestato. Nell'altro caso, un 13enne accoltella la sua insegnante a scuola dopo aver trasformato l'aggressione in uno spettacolo da condividere sui social. 2 episodi legati da un filo comune: fragilità e ricerca di attenzione in ambienti digitali senza filtri. Per gli esperti, come Lino Cavedon, che si occupa anche di devianze giovanili, è in atto un cambiamento nei giovanissimi di cui gli adulti non hanno coscienza. La prima considerazione importante è la preadolescenza non esiste più.
ed è da molto tempo che lo diciamo, quindi c'è un passaggio dall'infanzia all'adolescenza senza quel periodo in cui l'adolescente possa creare le basi del proprio io. L'altra considerazione è che il web purtroppo è un luogo dove non ci sono confini, dove non c'è protezione, dove non c'è un adulto che orienti nelle scelte. E la grande domanda è chi si incontra nel web. La grande preoccupazione è che oggi effettivamente i genitori e a volte anche la scuola incidano meno del web per quanto riguarda il coltivare modelli comportamentali. Quindi è importantissimo che aiutiamo i ragazzi a produrre pensieri propri. Chiaramente siamo in presenza di grandi fragilità, ma non sono innaturali, perché la preadolescenza è il tempo in cui ci si mette in gioco, si fanno esperienze e si cerca di capire il proprio valore. I furti soprattutto quelli nelle abitazioni, ma anche le spaccate. È stata arrestata la banda attiva tra Italia e Romania con sei arresti. Era stato fermato ieri a Firenze l'ultimo ricercato. Si chiude così il cerchio sulla organizzazione che aveva colpito anche a Padova e a Castelfranco Veneto. La Polizia di Stato chiude il cerchio su una banda transnazionale specializzata in spaccate, 6 arresti e colpi per centinaia di migliaia di euro tra Veneto e Toscana. La squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del GIP, richiesta dalla Procura, nei confronti di cittadini rumeni tra i 28 e i 45 anni, ritenuti parte di una cellula criminale attiva tra Italia e Romania, con refurtiva destinata al mercato illegale dell'area balcanica. L'indagine parte dalla spaccata del 18 dicembre 2025 all'Ottica Max di Padova, dove furono rubati occhiali per oltre 200.000 euro. Al gruppo vengono attribuiti anche altri 2 colpi, lo scorso 23 gennaio a Castelfranco Veneto ai danni del negozio Luxury Mood. In quell'occasione 3 malviventi, dopo aver infranto parte della vetrina con un tombino, si erano introdotti all'interno del negozio, razziando numerose borse griffate, con un valore all'ingrosso di oltre 25.000 euro. Il secondo colpo risale lo scorso 2 marzo a Montecatini Terme, alla profumeria Rossana, dove i malviventi hanno rubato profumi per un valore di oltre 50.000 euro. Decisivo l'intervento del 3 marzo scorso. 4 membri della banda sono stati bloccati dopo un furto da 200.000 euro alle officine ottiche Gianeletti di Padova. In fuga verso Bologna hanno tentato di cambiare auto, ma sono stati intercettati e arrestati. Una quinta componente, una donna rumena, era stata rintracciata e arrestata a Roma, mentre nelle scorse ore è stato individuato anche l'ultimo ricercato, un 40enne rumeno fermato a Firenze e condotto in carcere, completando così l'esecuzione di tutte le misure cautelari. Le indagini hanno ricostruito l'operatività del gruppo, che utilizzava un'auto con targa francese per spostamenti frequenti oltre confine e che colpiva con la tecnica del tombino, sfondando le vetrine in pochi minuti. Servizio di Marta Zatta. L'incendio all'Hotel Maxim di Verona, che era scoppiato all'esterno dell'albergo, però adesso l'albergo è inagibile, si indaga addirittura per incendio doloso e 2 classi di Tolmezzo sono tornate subito a casa con i pullman, mentre altri sono stati costretti a passare la notte nel Palazzo della Gran Guardia. Complessivamente sono state 300 le persone evacuate. Le fiamme alte, il fumo denso ed acre che è penetrato nella struttura rendendo l'aria irrespirabile e le urla degli ospiti dell'Hotel Maxim a Verona. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da studenti, turisti ma anche lavoratori. Molti giovani sono scesi dalle scale con pantaloncini e magliette. Solo in un secondo tempo sono potuti rientrare nelle camere accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare valigie e borse. 2 classi dell'Istituto Superiore Paschini di Tolmezzo hanno fatto immediatamente il rientro in Friuli in pullman. Alcuni genitori di una classe svizzera si sono precipitati a Verona per portare a casa i figli, mentre gli altri ospiti, circa 124, hanno passato la notte al Palazzo della Gran Guardia. Sul posto numerose squadre tra vigili del fuoco, SUM 118, forze dell'ordine e protezione civile.
Un cumulo di materiali e scarti accatastati a terra, tutto bruciato, ed è da qui che sarebbero partite le fiamme che si sono propagate ad alcuni cipressi che si trovavano a ridosso della facciata dell'hotel, dove all'ultimo piano erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il vento ha fatto poi il resto. In pochissimi minuti le fiamme si sono propagate. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver avvertito come dei botti di petardi esternamente alla struttura. Una persona sarebbe stata portata per una lieve intossicazione all'ospedale di Borgo Roma. Si tratta di una dipendente dell'hotel. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Servizio di Daniela Sizia, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, Hotel Maxim, l'albergo inagibile a causa del fumo, si indaga per incendio colposo, non doloso. Tanto spavento, ma come dicevamo nessuna conseguenza per i ragazzi dell'Inusio Paschini di Tolmezzo che si trovavano in gita nella città scaligera e sono stati costretti ad abbandonare l'albergo. Ho avuto notizia dell'incendio che è esterno all'hotel, è sulla strada, e che ha però fatto scattare comunque le procedure di emergenza per l'evacuazione dall'albergo, per cui i ragazzi sono usciti in strada regolarmente con i docenti, seguendo le procedure nelle condizioni in cui si trovavano. Ecco, non c'è stato pericolo diretto né per gli studenti né per i docenti, sono stati assistiti poi, una volta usciti in strada, sia dai soccorritori che da alcuni residenti che hanno fornito coperte o hanno dato un conforto. È stato avvisato l'autista dell'autobus in modo da poterli far stare al caldo all'interno del veicolo mentre organizzavano la gestione dell'emergenza. Poi è stato concesso dopo un paio d'ore di rientrare in albergo a prendere i bagagli, i vestiti, perché era stato messo in sicurezza, ma non è stato possibile proseguire la notte nell'albergo. Il Comune di Verona ha allestito una sistemazione d'emergenza, però non abbiamo usufruito in quanto, essendo ormai la notte praticamente per metà trascorsa, i docenti in contatto con i miei collaboratori hanno optato per il rientro anticipato durante la notte. Sono arrivati stamattina alle ore 4 circa a Tolmezzo in tranquillità, ecco, senza nessuna conseguenza se non un po' di spavento. Ragazzi insieme ai docenti hanno dimostrato maturità e responsabilità nel gestire l'emergenza e quindi li ringrazio per questo, come anche ringrazio tutti i cittadini residenti e i soccorritori che si sono attivati oltre il comune. Adesso andiamo in diretta a Monticello Conte 8 per la notizia che abbiamo dato in apertura, cioè il ritrovamento in un appartamento di un cadavere, ci sarebbe anche un ferito. Andiamo in diretta da Luisa Bertini con Simone Squarcina. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco di Monticello Conte 8 che ci ha raggiunto qui alle mie spalle via Foggazzaro, dove si è consumato questo dramma ancora tutto da chiarire, un giallo su cui stanno indagando le forze dell'ordine che sono all'opera. Abbiamo visto carabinieri, polizia scientifica, così come stamattina ovviamente gli operatori del SUAM 118, dove una persona è stata trovata stamattina senza vita. Al momento non abbiamo informazioni sull'identità, sulle eventuali dinamiche. Certo è che il paese, diciamo, è sotto shock. Lei stamattina si è svegliata vedendo tutte queste automobili dei carabinieri? No, sono stata chiamata intorno alle 11 quando la zona era già transennata ed erano presenti varie pattuglie sia dei carabinieri che della Polizia di Stato. Sono accorsa qui, ma tuttora non mi è dato di conoscere i contorni della vicenda, perché ovviamente i rilievi sono ancora in corso e poi seguiranno le indagini. Certo che il paese è sconvolto perché la voce è girata velocemente, ecco, si tratta di un omicidio. E al momento non sappiamo le identità, non sappiamo le dinamiche, insomma è tutto ancora da accertare.
No, è ancora tutto da accertare. C'è stato anche un ferito che è stato trasportato da un'ambulanza, ma non abbiamo ancora veramente i nominativi ed è tutto sotto naturalmente segreto istruttorio. L'avete sentito, è ancora tutto da ricostruire. Qualora ci fossero degli aggiornamenti ovviamente vi richiederemo la linea. Io intanto ringrazio il sindaco per essere stata con noi. Bertini, si è parlato di una... mi sente ancora? No, non mi sente più. Luisa, mi senti? Sì, direttore. Scusami, no, volevo... Sì. Si è parlato di una sparatoria, hai fatto cenno anche tu, almeno si sa dove è avvenuta, se è avvenuta all'esterno o all'interno di questa abitazione? Ancora tutti i contorni sono da definire. L'unica cosa che si sa è che il cadavere di questo uomo è stato trovato all'interno di un appartamento. Al momento sappiamo questo, ma sulla dinamica tutte le piste sono aperte ovviamente al momento e le forze di polizia sono blindate proprio perché stanno eseguendo i rilievi. Ho capito, grazie, poi ovviamente daremo tutti i particolari di questa vicenda nelle nostre edizioni serali del telegiornale. Andiamo a Villa Verla, dove l'auto del sindaco Enrico De Peron è stata presa a pugni, calci, insomma danneggiata, e unanime la solidarietà nei confronti del primo cittadino. Aveva trovato la sua auto parcheggiata sotto il municipio, danneggiata, presa a pugni, rovinata la carrozzeria, il gruppo ottico posteriore. Vittima del danneggiamento il sindaco di Villa Verla Enrico De Peron qualche mese fa, che racconta l'episodio. L'episodio è avvenuto durante una manifestazione pubblica in piazza delle Fornaci a Villa Verla, quando questo nomade si è avvicinato chiedendomi di potermi parlare, ma visto il contesto mi ero di fatto negato, invitandolo a venire in municipio o comunque ad approfittarne in un'altra occasione. Da lì probabilmente se l'è presa, si è adirato e quindi poi quando è andato nel parcheggio dove c'era la mia auto ha cominciato a prenderla a pugni. Gli è stato visto da alcuni cittadini che l'hanno sostanzialmente fatto scappare e successivamente sono venuti a avvisarmi. Alla denuncia ai carabinieri era seguito anche un comitato per l'ordine e la sicurezza, analogamente a quanto accaduto nel caso recente delle intimidazioni subite dal primo cittadino di Malo. Ad oggi, nonostante le misure prese, resta la preoccupazione. Non c'è la preoccupazione diretta per me stesso, ma ovviamente magari per i familiari, per le persone che sono con me, l'occhio di riguardo c'è, insomma, o la preoccupazione. Unanime la solidarietà espressa a De Peron da parte delle istituzioni, dura la condanna del gesto da parte del presidente della provincia Andrea Nardin, che lancia un invito alla società civile. Si sta ormai creando veramente una serie di situazioni molto pesanti. Ricordo quanto è successo pochi giorni fa al sindaco Moreno Marsetti e nei mesi scorsi alla sindaca di Sandrigo, a quella di Arzignano, a Bolzano Vicentino, a Grumolo. Credo che oramai anche la società civile, i cittadini, se amano i loro sindaci, devono stringersi attorno a questi rappresentanti delle istituzioni, che sono il presidio della democrazia, l'ultimo baluardo della Repubblica sul territorio. Oggi regia Edoardo Paris e Francesca Pezzo, andiamo in pubblicità, torniamo subito. La politica con la giunta regionale che dovrebbe approvare il bilancio entro questa settimana. Intanto sono stati approvati gli emendamenti. Sentiamo il presidente Alberto Stefani. Vogliamo rapporti umani in carne ed ossa e pochi rapporti sui social network, vogliamo persone che vivano momenti di condivisione, solo così un ragazzo può crescere in maniera sana e non secondo dei modelli virtuali dietro lo schermo di un cellulare, troppo spesso vittima di giudizi, accuse e soprattutto di una realtà violenta esplicitamente. Noi questo dobbiamo impedirlo. Parte da qui la volontà del governatore Stefani nell'approvare un emendamento pensato per i giovani. Vogliamo creare momenti di condivisione, momenti per stare insieme tramite le associazioni locali, anche la protezione civile, anche gli alpini,
momenti di condivisione tra giovani, quindi centri famiglia che permettano tante attività nel territorio, campus estivi. Ma il Presidente non abbandona gli anziani, da qui un secondo emendamento che prevede lo stanziamento di oltre 300.000 euro, pensato in particolare per chi soffre di Alzheimer, le stanze dei ricordi nelle RSA. Si ricostruisce una parte della residenza sociale per anziani così come era una volta, quindi con i mobili di una volta, le strutture anche delle case di una volta, per garantire a queste persone di poter ricordare com'era la loro vita ovviamente qualche anno fa, qualche decennio fa. Già in alcune RSA, soprattutto all'estero, questo è sviluppato e mi piace portare questa idea in Veneto e soprattutto poterla sviluppare nelle RSA pubbliche del nostro territorio. Infine, soprattutto in vista dell'estate, la lotta all'abbandono degli animali. Destineremo oltre 150.000 euro per strutture, rifugio per cani e gatti abbandonati, e quindi potenziando questi strumenti che permetteranno anche di risparmiare alla Regione. Oltre agli emendamenti del governatore Stefani, al lavoro anche gli assessori regionali. Con l'approvazione poi del bilancio noi partiremo con una serie di avvisi e bandi legati agli enti locali, penso a tutto il tema delle aggregazioni dei servizi, dei comuni che si fonderanno oppure che si metteranno in unione o si convenzioneranno, al tema delle conferenze dei sindaci, e quindi un tema di interesse per alcune aree in particolare dove abbiamo posto un'attenzione particolare in questi mesi, penso al Veneto orientale, alle aree di confine. Il tema della scadenza delle concessioni idroelettriche in Veneto nel 2029. Stiamo ragionando per realizzare un'iniziativa propria, Regione Veneto, magari attraverso una società di natura pubblica, magari partecipata anche dai gestori, in modo che ci sia un ritorno importante per le imprese venete e per l'economia veneta e per le famiglie venete. È una risorsa importante, si stima che le entrate potrebbero essere dai 250, 300 fino anche ai 500 milioni all'anno. Si interviene sul territorio attraverso interventi di messa in sicurezza, e quindi pensiamo agli invasi piuttosto che tutti quegli interventi che vengono fatti lungo i corsi d'acqua per rendere più sicuro dal punto di vista idraulico il nostro territorio. E qui ci sono milioni di euro che vengono investiti e quindi ricadono, hanno queste ricadute a livello territoriale, e l'intervento è un intervento che naturalmente si snoda nel tempo, si programma nei prossimi mesi e anni, proprio per cercare di dare una risposta concreta. Poi anche la protezione civile naturalmente va sostenuta, organizzata per essere sempre pronti nella gestione delle emergenze, e tra l'altro anche ho il piacere di seguire i parchi della Regione del Veneto, sono 5 i parchi regionali. Terremoto politico a Rossano Veneto, 7 consiglieri del comune si sono dimessi facendo cadere il sindaco Marco Zonta. Non è un pesce d'aprile, è un atto formale, protocollato questa mattina, come mostrano le nostre immagini, che chiude in anticipo la legislatura a Rossano Veneto. Dopo settimane di rumors, il dato politico è esploso tutto insieme. 6 consiglieri di minoranza, guidati anche dall'ex sindaca e consigliera regionale Morena Martini, hanno rassegnato le dimissioni, contestuali e irrevocabili, ma soprattutto pesa come un macigno la firma di Lorenzo Bisinella, consigliere di maggioranza. È lui l'uomo che ha fatto saltare gli equilibri, disarcionando il sindaco, ormai ex, Marco Zonta. 7 firme in totale, oltre la metà del Consiglio, e quando scatta questa soglia la legge è chiara. Il Consiglio comunale cade automaticamente. La crisi però arriva da lontano. Una frattura politica maturata nei mesi, dopo le elezioni, aggravata da revoche di deleghe, tensioni interne e accuse reciproche, fino alla rottura definitiva. Nel documento i consiglieri parlano di incapacità amministrativa, cantieri fermi, ritardi e distanza dai bisogni dei cittadini. Su tutti il buco nero della piazza incompiuta e la ventilata perdita di contributi per 1 milione. I 6 consiglieri rivendicano una scelta di responsabilità per restituire la parola agli elettori. Di fatto, però, è un colpo politico durissimo, perché senza la firma di Bisinella la maggioranza avrebbe retto.
Con quella firma, invece, il sistema è crollato. Adesso si apre la fase del commissariamento. Il commissario prefettizio arriverà nei prossimi giorni. Guiderà l'ente fino alle nuove elezioni, benché vada tra un anno, altrimenti nell'autunno 2027, sempre che non si vada a votare il prossimo autunno per le elezioni anticipate. Rossano-Veneto come l'Italia della politica, dove tutto può succedere. Una fine anticipata che lascia il comune senza guida, in attesa che siano di nuovo i cittadini a decidere. E non è un pesce d'aprile. Servizio di Ivano Tolettini. E intanto tutti i riflettori sono puntati su Venezia, dove si voterà per il nuovo sindaco a fine maggio, la sfida tra Simone Venturini e Andrea Martella, e ci colleghiamo con Marco Marturano, che è uno dei più noti spin doctor in Italia, ha seguito tantissime campagne elettorali, è un grande comunicatore. Buongiorno Marturano. Buongiorno direttore. Buongiorno. Senta, allora questa sfida tra Andrea Martella, senatore del Partito Democratico e segretario del PD del Veneto, e Simone Venturini, che è stato un assessore della giunta di Brugnaro. Ecco, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, ma lei come vede questo confronto? Ma allora, diciamo, la partenza è stata sprint per il segretario regionale del Partito Democratico ed è stata un po' più leggera, diciamo, più lenta da parte del candidato del centrodestra, di Simone Venturini, perché sappiamo tutti che ci sono state varie sirene che hanno tentato l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, rispetto all'ipotesi di una sua candidatura a sindaco, e quindi diciamo che Venturini è partito un po' più tardi, però io penso che sia una campagna che si gioca con un certo equilibrio, diciamo non ci sono più le distanze, diciamo, che si vedevano nelle due campagne elettorali precedenti di Venezia, quelle vinte da Luigi Brugnaro, perché diciamo in entrambi i casi, nel primo da sfidante e anche da, possiamo dire, primo sindaco di centrodestra della storia recente di Venezia, era sicuramente, però veniva da una storia non solo di grande imprenditore ma anche di presidente delle associazioni industriali, e quindi diciamo era una candidatura di grande peso, pur contro un centrosinistra che aveva sempre governato la città. E la seconda volta era una campagna elettorale durante il Covid, come sappiamo, di un sindaco uscente molto anche efficace comunicativamente e ovviamente, come dire, in posizione di vantaggio rispetto al suo avversario. Ecco, quindi le vicende giudiziarie che hanno riguardato il comune possono pesare o sono secondo lei irrilevanti? Ma allora, io penso che potrebbero pesare, pesa di più da quello che ho percepito, e ammetto anche dall'inizio della campagna elettorale che ho visto di Venturini, pesa forse di più un po', come dire, il giudizio generale che mi pare che si respiri a Venezia nei confronti dell'amministrazione Brugnaro, che era un'amministrazione che aveva creato grandissime aspettative e anche in termini di visione, di rilancio della città, e che non tutte, mi pare di poter dire, siano state effettivamente realizzate, e infatti Venturini sta facendo una campagna elettorale molto sul territorio, molto nelle piccole cose, nella quotidianità, al di là, oltre ovviamente, delle grandi ambizioni. Quindi sì, forse anche le inchieste possono pesare, ma forse pesa di più l'aspetto più generale, e questo impone una campagna Venturini molto diversa da tutte le campagne di Brugnaro precedenti,
e in questo senso mi sembra che sia una bella sfida con quella di Martella. Senta Maturano, è sfumata, diceva, la candidatura di Zaia a sindaco di Venezia, è sfumata anche la possibilità di un ministero, no? Si è parlato di Zaia al posto di Urso oppure al posto della Santanchè. Lei, così, siccome ogni giorno c'è un'ipotesi per Zaia, lei che futuro vede per l'ex governatore, attuale presidente del Consiglio regionale? Allora, di sicuro io penso che sia una risorsa ineludibile per un governo di centrodestra, no? Dire quando e quale risorsa è la cosa più complicata, nel senso, prima del referendum diciamo che gli stessi sondaggisti che avevano previsto un risultato ben diverso da quello che c'è stato del referendum, sia in termini di partecipazione che poi di voto, ovvero della vittoria del no, rappresentavano un'Italia che era indirizzata verso un secondo mandato Meloni nel 2027. E dentro quell'ipotesi Luca Zaia penso che potesse essere un'opzione dal 2027 come ministro di un secondo governo Meloni. Quello che è successo al referendum, anche se non è fotocopiabile, adesso possiamo anche non riparlarne, ma diciamo, di sicuro non è fotocopiabile né sui risultati delle amministrative, compresa Venezia di cui abbiamo appena parlato, né è fotocopiabile sulle politiche dell'anno prossimo quando saranno. Però di sicuro oggi c'è un tema di rimpasto dovuto anche alle dimissioni della Santanchè. Sicuramente può essere valutata l'ipotesi di anticipare quello che poteva essere un passo di Zaia verso Roma come ministro, mestiere che ha anche già fatto in passato come ministro dell'agricoltura, e probabilmente il Ministero del Turismo ci potrebbe stare, sicuramente porta delle competenze e una grande esperienza in Regione Veneto su tutto quello che il Veneto ha fatto. Mi verrebbe da chiedermi solo se, ben consapevole di quanto duri ancora la legislatura, Zaia potrebbe preferire rinviare al secondo mandato Meloni questa esperienza di ritorno al governo e lì chissà poi capire con quale delega, sempre che vinca il centrodestra, visto che appunto oggi questa certezza matematica non è più assoluta, oppure invece anticipare ad adesso, sapendo che ha questo governo ovviamente la vita o la scadenza naturale che è fra un anno e meno di un anno e mezzo, o una scadenza anticipata, presumibilmente quello che si dice nella primavera dell'anno prossimo, quindi fra un anno, e se a Zaia va di fare questa esperienza per un tempo così ridotto. Bene, dottor Marturano, grazie molte, grazie, buon lavoro, a presto, arrivederci. Grazie mille direttore, a presto. Arrivederci, grazie molte, grazie molte. Restiamo sulla politica locale. A Lonigo il centrodestra va diviso verso le elezioni, il circolo locale dei Fratelli d'Italia è commissariato perché Vicenza punta su Giacomello, che è sindaco uscente. Il centrodestra si spacca a Lonigo e la crepa arriva fino ai vertici vicentini. Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, onorevole Silvio Giovine, ha deciso di commissariare il circolo locale retto da Piero Puschiavo, che puntava sul candidato Flavio Mirandola. Alla base dello scontro c'è la scelta, a livello provinciale, di sostenere la candidatura del sindaco uscente Pierluigi Giacomello, civico che però era appoggiato anche dal centro-sinistra. Ecco la conseguente decisione di azzerare il circolo leoniceno di Fratelli d'Italia. Un segnale chiaro: la linea viene dettata da Vicenza e non ammette deviazioni. Una decisione che il partito a Lonigo non ha condiviso e lo ha messo nero su bianco.
Non intendiamo in alcun modo prestare il fianco a logiche di palazzo, si legge in un comunicato. Intanto, per Forza Italia, potrebbe candidarsi l'ex sindaco Silvano Marchetto. Dunque, un centrodestra che a Lonigo è dilaniato, ma la partita è tutt'altro che chiusa. Il risultato è un quadro politico frammentato. Da una parte la coalizione ufficiale, dall'altra un fronte locale che chiede autonomia e rivendica radicamento. E proprio qui si gioca la partita più delicata, capire se lo strappo potrà essere ricucito o se invece si tradurrà in una corsa divisa alle urne. In questo quadro il centro-sinistra è alla ricerca di un candidato. Insomma, a Lonigo, in vista delle elezioni di maggio, si naviga a vista e si preannunciano ulteriori colpi di scena. Ivano Tolettini, sentiamo adesso quali sono le previsioni in vista delle amministrative ad Arzignano. Clima molto teso anche ad Arzignano in vista delle amministrative di maggio. Riccardo Masiero ufficializza la sua coalizione e incassa il sostegno di gran parte del centrodestra, ma senza la lega dell'ex sindaca Alessia Bevilacqua, oggi in regione. Una frattura politica che segna la campagna elettorale e accende subito lo scontro. Masiero parla di un progetto civico e allargato, costruito, dice, su equilibrio e responsabilità. 5 le liste che lo sostengono, con l'obiettivo di governare Arzignano puntando su lavoro, sanità, viabilità e ambiente. Un progetto condiviso, concreto e sostenibile, ribadisce il candidato sindaco, che guarda a un centrodestra unito sui temi e non sulle appartenenze. Ma dal Carroccio arriva una bocciatura netta. La Lega non solo resta fuori, ma definisce l'operazione un baraccone politico messo in piedi da Andrea Pellizzari e lo stesso Masiero, accusando quest'ultimo di incoerenza e di avere costruito un'alleanza senza una vera identità. Parole dure che certificano la rottura. Nel frattempo anche Fratelli d'Italia entra nel dibattito interno al centrodestra. Da un lato il sostegno alla coalizione, dall'altro le perplessità su una costruzione politica ritenuta troppo eterogenea. E c'è chi, tra gli ex amministratori, parla apertamente di mancanza di rispetto verso i cittadini e di una proposta che guarda più agli equilibri interni che al contenuto. L'avete capito, Arzignano si prepara a una campagna elettorale scoppiettante, segnata da divisioni profonde nel centrodestra, con Masiero che prova a tenere insieme la sua coalizione e la Lega che sceglie la linea dello strappo. Una sfida che si annuncia tutt'altro che scontata. Ancora brevemente in pubblicità e torniamo, state con noi. Nuova ispezione della polizia locale al mercato cittadino a Treviso con sanzioni a 7 attività per 35.000 euro totali. Sentiamo Elena Dal Forno, a te Elena. Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo con il comandante Patrick Antonello della Polizia Locale di Treviso. Ci sono state delle attività ispettive in base al nuovo regolamento comunale sul mercato. Adesso chiediamo proprio a lui le sanzioni elevate e in cosa ha consistito, diciamo, questa nuova attività che avete fatto, che ha una novità. Buongiorno anche ai telespettatori. L'attività svolta nei giorni scorsi, possiamo dire anche le settimane scorse al mercato, in particolare il mercato maggiore, quello che si svolge normalmente il martedì e il sabato, è stata un'attività congiunta compiuta grazie all'attività di ispettorato del lavoro con polizia locale, e in particolare i controlli sono stati concentrati appunto sulla verifica della regolarità del lavoro, il lavoro dipendente e l'eventuale lavoro nero, e anche il rispetto di alcune regole della normativa della sicurezza sul lavoro. Questo ha portato all'evidenza di alcune rilevanti irregolarità per i quali siamo dovuti intervenire anche con la sospensione temporanea di alcune di queste.
Tra l'altro sanzioni anche parecchio elevate per chi non rispetta le regole, perché avete elevato quasi 35.000 euro di multe. Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa e effettivamente l'attività svolta, come si diceva prima, ha riguardato 7 imprese e sommando effettivamente questo è l'importo che è stato comminato a livello sanzionatorio. Devo dire che non è solo un lavoro, quest'ultimo che abbiamo fatto di ispezioni rispetto al mondo del lavoro, ma è anche l'applicazione di alcune regole previste dal nuovo regolamento comunale sui mercati e le fiere, con il quale lavoriamo ormai da inizio settembre dell'anno scorso e per il quale ci teniamo molto al rispetto delle regole, in quanto portano sicuramente a una maggior qualità del mercato tutto. Quindi va veramente a contrastare le possibilità di degrado e in questo senso ci siamo trovati, ahimè, anche a dover sanzionare alcune imprese che ancora probabilmente non avevano concepito le nuove regole, quindi i banchi in disordine piuttosto che la vendita di merce usata che non è più consentita e diciamo alcune irregolarità rispetto all'etichettatura dei prodotti. Tutte queste evidentemente sono attività che puntano a una maggior qualità e a una tutela anche del consumatore e devo dire che per fortuna comunque stiamo cominciando a vedere qualcosa di utile, nel senso che è evidente come i commercianti un po' alla volta si siano adeguati e l'hanno fatto sicuramente in maniera abbastanza veloce, l'attività comunque continuerà, l'attività di vigilanza insomma. Tra l'altro norme e sanzioni che arrivano anche a tutela degli stessi lavoratori, perché sono state violate anche norme sulla sicurezza del lavoro che abbiamo visto in Veneto è un dramma. È proprio così, la sicurezza del lavoro è su qualcosa su cui assolutamente non si transige e alcune irregolarità sono state individuate, però devo dire che per fortuna abbiamo inteso che pressoché tutte le imprese individuate irregolari hanno comunque già svolto un'attività necessaria alla messa in regola. Ecco, poi come queste imprese si potranno regolarizzare è abbastanza facile dirlo, perché basta seguire i corsi o comunque rimettersi nelle norme rispettandole. È proprio così, diciamo che non è un'attività impossibile, lo fanno tutti e come ha detto lei giustamente questa rispetto alle regole va sicuramente a tutelare il lavoratore, ma in qualche modo va anche a tutelare la concorrenza, perché chi va a fare del risparmio di costi su questo genere di ambito sicuramente compete in maniera non uguale rispetto appunto alle altre attività. L'ultima domanda che le faccio, comandante, è come la gente, come i cittadini stanno percependo questo nuovo regolamento comunale? Credo che la percezione sia sotto gli occhi di tutti, camminando per il mercato si possono vedere effettivamente banchi che si presentano in condizione diversa ed effettivamente la qualità percepita, a mio avviso, è già evidentemente superiore. Ringraziamo il comandante e restituiamo la linea allo studio. Grazie Elena Dal Forno. Adesso andiamo a Feltre, c'è allarme nel Bellunese per un caso di encefalite trasmessa dalle zecche. Tiziana Bolognani con l'operatore Stefano Bozzi. E si è da poco conclusa qui all'ospedale di Feltre la conferenza stampa che ha voluto fare il punto sulla presenza delle zecche in provincia di Belluno e soprattutto sulla loro pericolosità, perché sono responsabili certamente della trasmissione della malattia di Lyme, la cosiddetta borrelia, e però anche fortunatamente in casi sporadici, ma certamente molto molto gravi anche di TBE, di encefalite da morso da zecca. E proprio a Santa Maria del Prato oggi un testimone
d'eccezione, Alberto Chele, che è trevigiano di Frescata di Preganziol, ma vive a Borca di Cadore da diverso tempo. Lì aveva e ha una occupazione. Lo scorso anno, nel mese di maggio, un mal di testa improvviso e poi anche una difficoltà motoria ad una gamba ha lanciato un segnale d'allarme. Di lì la strada è stata tutta in salita, vero Alberto? Assolutamente sì, è stato un percorso molto duro. Sono stati passati 2 mesi in rianimazione, dopodiché pian piano al risveglio iniziare a muovere qualche arto, una seconda riabilitazione fatta all'ospedale di Mota per 7 mesi, dove ho recuperato la funzionalità, insomma bene, di arti, busto, una gamba ancora, e adesso sono alla Mon per lavorare ulteriormente, più forza, cercare di guadagnare più forza. L'indipendenza l'ho finalmente ottenuta e bisognerà continuare a lavorare ancora a lungo. Sì, il percorso è sicuramente lungo, però secondo me sì, quello che vi dico di fare, secondo me sì, il vaccino, ecco, soprattutto se d'estate venite su in montagna dalle parti lì, Cadore eccetera, vaccinatevi. Sicuramente meglio, vi evitate almeno questa trafila, questo iter che mi è capitato, ecco. Questo è, come possiamo dire, una testimonianza vivente di quanto sia grave l'encefalite da morso da zecca, di quanto però la riabilitazione sia fattibile, possibile. Prossimo weekend Alberto ha avuto l'autorizzazione di rientrare a casa per 2 giorni, ma la sua dimissione potrebbe essere anche prossima, con un protocollo di teleriabilitazione che Alberto potrà fare anche a domicilio a Borca di Cadore. Parlando di vaccinazione non possiamo non riferirci, non possiamo non parlare, scusa Alberto se ti passo davanti, con il dottor Fiorito del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 di Belluno. Dottor Fiorito, quanto è importante questa vaccinazione? Questa vaccinazione è estremamente importante perché è l'unico modo per prevenire l'encefalite virale da zecche. È un virus che non ha una cura specifica, e la vaccinazione è altamente efficace e effettuandola si può prevenire quasi al 100% il rischio di contrarre un'infezione di questo tipo. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Una bella notizia: Federica Pellegrini di nuovo mamma. Nelle scorse ore infatti è nata Rachele, la seconda figlia della grande campionessa veneta. L'annuncio è arrivato via social dalla Divina e dal marito Matteo Giunta. Rachele è nata nello stesso ospedale della sorellina più grande, Matilde, che ora ha 2 anni e che ha scelto il nome Rachele. Il parto è avvenuto a Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, a pochi chilometri da Verona. Federica, che aveva scelto da tempo di partorire con un cesareo programmato, ha scritto su Instagram: la nostra piccola è nata con la luna rosa. Allora, vediamo adesso gli ospiti di Focus di questa sera: Giulia Andrian, Corrado Callegari, Luca Castellini, Mario Fabris, Nicola Falconi e Silvia Susanna. È tutto, grazie ai nostri registi Edoardo Paris e Francesca Pezzo, e buona giornata.